Benvenuti a Malcesine, la perla dell'Alto Garda, un paese ricchissimo di cultura e di storia che oggi però vi racconto da un'ottica molto particolare. Sì, perché Malcesine lo conosciamo tutti per il Castello Scaligero, che deve il nome al fatto che dal 1277 la famiglia veronese, i Della Scala, arrivarono qui e fecero delle imponenti opere di miglioramento e di fortificazione di una struttura che comunque esisteva già da diversi secoli. E poi tutti conosciamo Malcesine per il Palazzo dei Capitani. Anche questo è chiamato così perché durante la Serenissima ospitava il Capitano del Lago, che era l'autorità amministrativa che di fatto governava la città. Ma la storia che vi racconto oggi parte dal basso, per la precisione dai ciottoli che pavimentano le viuzze del centro storico di Malcesine e che sono anch'essi un emblema di Malcesine, un emblema importantissimo, anche se di fatto da sempre ogni giorno viene calpestato. Ma partiamo subito dai colori, il bianco e il nero. Sappiate che quello non era un vezzo puramente estetico. Questo pavimento è fatto con le moline, come nel dialetto di Malcesine, che indicano sassi arrotondati da distribuire sul terreno accostati uno all'altro. In questo caso modernamente è stato messo del cemento per tenerli fermi, ma anticamente erano semplicemente affondate nella sabbia o nella terra. Sono due colori perché quello interno è fatto con sassi di porfido e servono a permettere al cavallo, all'asino o al mulo di camminare senza scivolare perché il porfido è più ruvido. Invece all'esterno bisogna che ci siano sassi di calcare perché scivolando le slitte o muovendosi i carri con le ruote diventano lucidi e l'asino fa meno fatica a trascinare. Le pietre venivano raccolte nelle colline moreniche laterali del Garda che si trovano su tutto il Monte Baldo a circa l'altezza da 200 a 400 metri. Le raccoglievano diciamo, i muratori addetti e naturalmente anche dai proprietari dei terreni che probabilmente li vendevano, no? Per poter guadagnare qualcosa e nello stesso tempo si liberavano di tanti sassi dai campi. Naturalmente venivano scelti solo sassi arrotondati e in mezzo alle morene del ghiacciaio era facile trovarli. I ciottoli parlano, raccontano di questo paese che fino agli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale qui in centro storico era ricchissimo di tante piccole botteghe artigiane, fabbri, maniscalchi, carpentieri, falegnami che davano vita a un'economia piccola, diffusa, in cui lavoravano decine e decine di famiglie. E le slitte collegavano le loro case e le loro botteghe in un continuo andirivieni. E anche le case hanno una storia molto affascinante, perché molte di queste sono state costruite con la pietra che arrivava dalle montagne circostanti o da luoghi vocati oppure dalle frane che periodicamente si verificavano. E anche le storie che raccontano le pietre nelle case meritano di essere ascoltate, per le case, ma non solo per quelle. C'erano degli scalpellini molto abili, raccoglievano le pietre nei dintorni. In qualche caso, come per il castello, alcune pietre sono state portate anche da fuori. Noi abbiamo l'esempio vicino al Porto Vecchio di una lavorazione delle pietre molto antico. Si trovano in una costruzione che era proprietà del comune e queste pietre hanno la stessa lavorazione delle pietre dell'Arena di Verona, quindi risalgono a circa 200 anni d.C. Ogni abitazione era appoggiata una all'altra, davanti aveva un cortile. Il cortile era chiuso da un alto muro con una porta piuttosto grande per poter passare il carro o la slitta con i materiali necessari, le olive, il fieno, perché le stalle erano nel paese. Questi cortili e queste mura servivano anche in caso di assedio e di arrivo di eserciti ostili, per cui prima doveva essere superato il muro, però all'interno di questo cortile, che non era mai ampio, quindi
chi entrava veniva colpito facilmente, c'erano le scale esterne che avevano due funzioni: prima di osservatorio, si poteva vedere chiaramente se salivano; secondo, potevano essere colpiti facilmente. Quando si ascoltano storie come queste, lo spirito con cui poi ci si avventura nelle stradine di Malcesine cambia notevolmente, perché è qui che capisci che il passato, un tempo tutt'altro che ricco, è stato il luogo in cui si sono vissute tantissime fatiche, ma anche il momento in cui si è costruito il senso di comunità, che deve generare rispetto, anche perché il turismo di oggi è figlio di quello spirito di comunità. La vocazione turistica di Malcesine era nota già molto tempo fa. Pensate che già dal secolo scorso qui venivano ospitate le colonie, quindi i bambini che venivano qui a godere del lago e della villeggiatura. Ma questo, pur essendo una prima parvenza di economia turistica, non era ancora sufficiente a garantire la sopravvivenza economica delle famiglie. E infatti anche Malcesine, fino agli anni 50, conobbe il fenomeno dell'emigrazione, soprattutto verso l'Australia. La vera svolta ci fu proprio da quegli anni, dagli anni 50 e poi 60, quando le famiglie qui, come nell'entroterra, cominciarono ad aprire le loro porte all'ospitalità. Inizialmente era un'accoglienza semplice, con poche stanze, pochi letti, insomma con tutto da costruire, però capirono che bastava coglierne le potenzialità e qui lo hanno fatto. Malcesine era un paese lacustre che viveva però della campagna e in piccola parte anche della pesca. La campagna dava soprattutto ulivo, le olive. Ricordiamo che la coltivazione dell'ulivo sul lago di Garda è datata la prima a circa 70 a.C. Poi con l'arrivo dei primi signori dell'impero d'Austria, ancora 1800, prima del 1866, con la costruzione di varie ville appartenenti a stranieri, anche i lavoratori di Malcesine hanno cominciato a vedere le prospettive diverse, che sono migliorate con il periodo fascista, quando venivano organizzate le città sociali e le colonie fasciste. E poi arriviamo al dopoguerra, dove c'è stata l'esplosione del turismo. È stata una cosa progressiva, cominciando da piccoli campeggi, utilizzo di quegli alberghi esistenti. Pensiamo che c'è una fotografia con una 500 e una tenda nel campo sportivo. Era il simbolo del turismo che arrivava. Le famiglie di Malcesine naturalmente si possono dividere tra l'altro in due gruppi: quelli che hanno mantenuto la vita all'interno del paese, che sono la minoranza, e quelle che sono distribuite nel territorio intorno o nelle frazioni. Venivano da una cultura contadina, hanno dovuto trasformarsi, non è stato difficile neanche per i contadini esistenti ancora oggi, che sono molto pochi e hanno naturalmente aziende un pochettino più moderne. Dal punto di vista sociale hanno una forte connotazione di lavoro individualistico, perché appunto l'unità aziendale è fatta di poche persone, però hanno ancora mantenuto della collaborazione che esisteva nei secoli scorsi tra contadini, hanno mantenuto il senso dell'associazionismo, che è molto diffuso. Abbiamo 38 associazioni in un paese di neanche 4.000 abitanti. Malcesine, insomma, è uno scrigno di bellezza e di cultura. E conoscerle entrambe vuol dire non soltanto ammirarle, ma anche scoprire la voglia di assaporarlo questo paese, perché questo poi lo rende più facile da amare.